sostanzialmente la fa saltare, trovi altri. Come vedete dalle percentuali al tiro, addio non brillantissimo per entrambe le squadre. Ci pensa allora Severini per l'ex giocatore tra le altre anche di Treviso. Adesso risponde Mitchell Watt, riesce a guadagnare il rimbalzo offensivo. Cannon, Mascolo penetra contro Tarek Philip, difesa non delle migliori. Possesso allora del pareggio o anche del potenziale sorpasso per Venezia, va proprio per il sorpasso Austin Day, la prima tripla della partita veneziana. Adesso le difficoltà offensive che ha avuto Venezia nel primo quarto le sta avendo la squadra di casa e quindi per sbloccarsi niente di meglio del jolly di JP Macchiura. Vitali per Philip, penetra, ci sarebbe lo scarico per Watt, lo vede Philip, questa volta l'assist del britannico per la comoda fondata del 50. Unico giocatore in doppia cifra della partita, Mitchell Watt con 10 punti, dall'altra parte Sanders per Macchiura che ci riprova dalla punta. Eccolo un altro giocatore in doppia cifra. Aspetta qualche secondo prima di attaccare, cambio di Sanders. Poi Mazzola che si prende la tripla e risponde al canestro di Macchiura. Conclusione probabilmente ha preso di sorpresa anche lo stesso Lungo di Tortona. Dall'altra parte invece viene quasi invitato al tiro Tarek Philip. Che risponde con un tiro libero in movimento. Alla fine McKinley con lo scarico per Wright. Qualche chance in meno di arrivare alle finali di Pesaro, anche se poi ci saranno altre 3 giornate per chiudere l'andata. Figlioi è spesso in carriera stato un giocatore da quarto periodo. E 17 di Macchiura, questa è una ottima notizia per Tortona, magari appena ci sarà un attimo spieghiamo anche perché. Watt con la virata cerca di batterlo sul fondo, arriva l'intervento di chi se non di Ariel Figlioi che procura un altro recupero. Mascolo galleggiando in aria, si appoggia al vetro, più 5. Poco più di 4 minuti sul cronometro, più 5 palle in mano Tortona. Figlioi dietro la testa per Kane, che giocata! Può tenere la palla lontano dalla sua area, si direbbe nel calcio, e far trascorrere i secondi. Wright batte De Nicolao. Allora anche Venezia avrà un'ultima chance per prendersi un tiro. Riceve Vitali sotto al ferro, si appoggia al vetro, segna sulla sirena, ma comunque non basta con un parziale di 27-11 nel quarto quarto. Tortona batte Venezia, prende un altro scalpo prestigioso dopo quelli di Virtus Bologna, Sassari e Fortitudo Bologna.